L'Associazione Italiana Amici del Presepio, che riunisce gli appassionati del presepio, fondata a Roma nel 1953 con migliaia di iscritti, è diffusa su tutto il territorio nazionale. Mantenendo viva la tradizione del presepio, promuove e valorizza la diffusione delle opere per la loro qualità e la narrazione delle scene evangeliche. Il forte legame associativo favorisce la conoscenza e l'amicizia tra gli appassionati e la condivisione dell'attività degli artigiani del presepio. Tutte le sedi territoriali sono parte integrante dell'associazione ed operano a livello locale, organizzano mostre, corsi ed altri eventi di aggregazione e divulgazione del presepe. La sede nazionale, nel corso degli anni, ha creato le unità operative regionali, con il compito di coordinare in maniera sempre più capillare e puntuale l'attività delle sedi sparse sul territorio. In occasione del Natale 2020, la UOR Lombardia-Veneto vi accompagnerà in queste settimane con alcuni video che, oltre a presentare le opere realizzate dalle 11 sedi locali, vi aiuterà a entrare nel grande mistero dell'incarnazione di Cristo. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Papa Francesco, con la lettera apostolica Admirabile Signum sul significato e il valore del presepe, ci invita a sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Si impara da bambini, quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno, anzi, spero che là dove fosse caduta in disuso possa essere riscoperta e rivitalizzata. L'origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L'Evangelista Luca dice semplicemente che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice presepium, da cui presepe. Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare il fieno. Diventa il primo giaciglio per colui che si rivelerà come il pane disceso dal cielo.
San Francesco, a Greccio, la notte del 25 dicembre del 1223, con la semplicità di primo presepe, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riprodurre la bellezza della nostra fede con semplicità. Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. La sua rappresentazione aiuta a immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza. Il cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita. Ebbene, anche in quei momenti Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza. Chi sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi interrogativi, Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c'è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza. Il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo Maria e Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. Pensiamo al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All'annuncio dell'angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Con quel sì, Maria diventava madre del Figlio di Dio, senza perdere, anzi, consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando vi deponiamo la statuina di Gesù bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così. In Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque. La nascita di un bambino suscita gioia e stupore perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe, che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita. Il presepe ci mostra come Dio è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio, invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita. Il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall'infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l'amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli, grazie a quel bambino figlio di Dio e della Vergine Maria, e a sentire
che in questo sta la felicità. Apriamo il cuore a questa grazia semplice. Lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile. Il nostro grazie a Dio, che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.